paesi. Quindi quella medicina territoriale che forse in Italia è fallita. Mia moglie aveva un tumore allo stomaco che poi ha preso il midollo. E lei si poteva curare qua in Calabria? Calabria purtroppo no. È proprio in memoria della moglie Emilia che Franco nel 2018 fonda l'associazione Arco, che grazie a donazioni e all'aiuto di volontari porta in giro il camper della prevenzione. Perché qui a fare questa mammografia? Nelle altre strutture ospedaliere non è possibile perché ci sono grandi e lunghe liste d'attesa. Accorciamo qua aiutati dall'associazione Arco, ci fa un grande aiuto, almeno stiamo più tranquille. La sanità calabrese è piena di problemi per mancanza di personale, per strutture che stanno ridimensionando, tant'è che c'è una fuga fuori regione di moltissimi pazienti. C'è gente che magari rinuncia a curarsi perché non fa in tempo? Certo, sì, e tanta gente muore. C'è tanta richiesta di prevenzione, fame di prevenzione. Sono salita su questo camper e da subito i medici comunque tra di loro, io ho percepito subito che c'era qualcosa che non andasse. Quando ti vanno a diagnosticare un tumore, oggi riesci a chiamarlo anche cancro, però all'inizio questa parola ti fa talmente paura. E allora è iniziata una corsa, prima negli ospedali calabresi, però i tempi d'attesa erano troppo lunghi. Quindi ho fatto la scelta che purtroppo fanno molte altre donne. Ho iniziato a cercare, sono andata direttamente in Liguria e lì è iniziata l'iter. Io penso che noi in Calabria abbiamo delle eccellenze, dei medici che sono molto bravi. Il problema è come avere la patente. C'è chi ha la Ferrari, c'è chi ha la 500. Ci sono regioni di serie A e regioni di serie B, noi purtroppo forse anche serie C. Allora, senatrice Lorenzin, parto da lei. La storia che ci ha raccontato Lidia Mancini è certamente una storia molto toccante, quest'uomo che perde la moglie per mancata prevenzione e che allora decide: la faccio io la prevenzione, prendo il camper, raduno medici e faccio questa cosa. E però non è che può funzionare il fai da te, perché che paese è quello in cui devi trovare delle soluzioni alternative alla soluzione, che sarebbe quella di avere un'offerta sanitaria adeguata? È un paese ingiusto. E poi su questa storia c'è una storia nella storia, cioè c'è la storia delle diseguaglianze, delle mancate chiamate. Ricordiamoci che la mammografia è, come screening, è una chiamata obbligatoria, nel senso che le regioni ti devono chiamare in vari modi. A Roma ti arriva un SMS, me che ho l'età mi arriva l'SMS e mi dice quando avrò la mia mammografia, quindi è una cosa che viene programmata. Quindi la prima cosa da dire, lo dico come cosa di prevenzione: quando ricevete la chiamata andateci, non la saltate, non rinviate. Dopodiché ci sono altre storie. Nelle storie c'è una regione come quella della Calabria dove il tasso di adesione alla prevenzione sullo screening al tumore è bassissimo. Io per esempio mi sto battendo per abbassare gli screening di età, perché oggi sul cancro avevo presentato una legge su questo. Sul cancro alla mammella abbiamo nuovi screening, non sono più quelli di una volta, ma dovremmo cominciare prima e quindi avremo necessità di cambiare, diciamo, l'età dello screening, ma mentre cerchiamo di migliorare un sistema c'è questo e vediamo questi provvedimenti qua. Allora io mi chiedo, e qui entro un po' nella dinamica più generale, cioè com'è possibile che noi abbiamo passato 2 anni a discutere di autonomia differenziata, quella che io chiamo la super autonomia, quando abbiamo sprecato tempo, ore e ore di dibattiti parlamentari, invece di trovare le soluzioni che ci servono per risolvere problemi che rimangono sempre problemi che sono enormi. I numeri ce li raccontano. Enormi. Alessio, dammeli un po' di numeri. Cartello 40, Tiziana, rapporto civico sulla salute, mammografia più di un anno e 2 mesi per la precisione, visita oncologica addirittura quasi 1 anno e mezzo, TAC dell'addome 200 Guardate, giorni. visita oncologica No, 1 anno e mezzo significa che nel frattempo sei morto, Sì, tanto per essere chiari, diciamo. Soprattutto in base alla gravità della patologia. TAC dell'addome sono più di 6 mesi, risonanza magnetica, eccolo lì, encefalo, 1 anno esatto, poco meno di 1 anno. Onorevole Cappellacci, dopodiché c'è stata la creazione della piattaforma nazionale liste d'attesa, datata 1° agosto, la situazione è questa fotografata.
Beh, intanto siamo tutti d'accordo sul fatto che la situazione che abbiamo ereditato è letteralmente drammatica e nasce da tutta una serie di problemi sui quali mi pare siamo tutti d'accordo, maggioranza e opposizione. Per risolvere problemi di questa portata ci vogliono riforme importanti. Il decreto su liste attesa non è un provvedimento tampone che risolve il problema d'emblée, è una riforma strutturale che incide su che cosa? Oggi c'è disomogeneità, non c'è controllo dei dati, perché ogni regione va per i fatti suoi e all'interno delle singole regioni non c'è il governo tra la parte della sanità convenzionata e la parte della sanità pubblica. Il decreto, di cui in questi prossimi giorni sul quale verranno emanati i decreti attuativi, quindi bisogna evidentemente tener conto di quelli che sono i processi normali quando si parla di riforme di questa portata, andrà a creare quella piattaforma. I decreti attuativi arriveranno tra poco, si prevede che possa entrare a regime a partire dal febbraio prossimo. Sono però interventi, come dire, rivoluzionari e quindi richiedono tempo. Non c'è solo la piattaforma, c'è il potenziamento dell'offerta con le visite nei fine settimana, c'è il superamento del tetto di spesa per le assunzioni del personale. Sulle liste d'attesa, avantieri è stato portato un emendamento al DL fiscale che ha aggiunto risorse, perché sono state aggiunte quelle risorse che non sono state spese per l'emergenza Covid e che quindi adesso vengono dirottate sulle liste d'attesa. Spesso si sente dire, ma insomma il decreto è arrivato a luglio e ancora non è successo niente. Non poteva succedere niente perché è una riforma strutturale. Allora, mi deve aiutare Cartabellotta, perché sa qual è il punto? Che io, se leggo quei numeri, non lo so se si chiama riforma strutturale, se si chiama Giovanna, Maria, Francesca. Io penso che bisogna fare qualcosa e bisogna farlo subito. Diciamo, mi verrebbe da dire così. Però sicuramente è una mia ingenuità. L'altro elemento è serve di organizzarsi meglio, e non so se la soluzione è la piattaforma, magari sì, non lo so. Dall'altra parte servono soldi oppure no? E i soldi che sono stati aggiunti sulle liste d'attesa sono sufficienti oppure no? Prego Cartabellotta. Ma intanto vorrei puntualizzare che quei dati che sono riportati vengono fuori da segnalazioni di cittadini a cittadinanza attiva, non sono delle medie di tempi d'attesa, quindi bisogna anche, diciamo, riportare nel solco reale quelle che sono le informazioni che vengono fornite, sono un po' gli estremi della gaussiana. Detto questo, è evidente che il tema delle liste d'attesa è un tema che riguarda un po' l'indebolimento complessivo del Servizio Sanitario Nazionale dal punto di vista strutturale, tecnologico, organizzativo e soprattutto professionale, che va, diciamo, di pari passo con quelli che sono i pronto soccorsi affollati, con la difficoltà di trovare medici di famiglia, con la migrazione sanitaria. Cioè, noi oggi siamo in un momento storico in cui, come diceva il Presidente Cappellacci, non per responsabilità di questo governo, ma per, possiamo dire, diciamo, la mancata protezione del Servizio Sanitario Nazionale da parte dei governi di tutti gli ultimi 15 anni, che hanno attinto alla spesa sanitaria in maniera, diciamo, molto semplice e molto facile per obiettivi di varia natura, però parallelamente hanno indebolito quello che è il sistema di welfare e direi anche la scuola pubblica. Quindi oggi il vero problema è che cosa vogliamo fare del Servizio Sanitario Nazionale, quale sanità pubblica vogliamo lasciare alle future generazioni, perché da un lato è certo che serve un rifinanziamento progressivo, ma dall'altro che ci vogliono parallelamente delle riforme coraggiose che cambiano le modalità di finanziamento, di organizzazione. Ma lei l'ha capita la creazione della piattaforma nazionale? È una riforma coraggiosa, è una rivoluzione? La piattaforma tecnicamente rappresenta uno strumento indispensabile per poter confrontare quelle che sono le performance tra le varie regioni, avere un che a me mi sembra la base, francamente, Cartabellotta. Cioè, a me mi sembra proprio l'ABC, non mi sembra una roba che non c'è mai stata. Che dici? No, per carità, no, però, nel senso, diciamo, che serve da un punto di vista conoscitivo, però è evidente che nel momento in cui conosciamo, abbiamo l'entità del fenomeno, ma non abbiamo le soluzioni per risolverlo, e qua mi riferisco in particolare al fatto che sempre più medici abbandonano il servizio pubblico e abbiamo pochissimi infermieri. Noi possiamo conoscere benissimo il fenomeno, quindi avere fatto la diagnosi, ma la terapia non la possiamo mettere in atto perché ci mancano i farmaci. Dopodiché è un problema, vedo che vuole intervenire la Lorenzin, però devo sentire Francesco Maria Del Vigo prima.
Dopodiché, Francesco, è una questione anche di soldi, insisto, di quanti soldi ci metti? È una questione anche di come li spendi i soldi? Ma io credo che sia una questione di quantitativo di soldi. Fra il 2000, riguarda tutti i governi, giusto per astrarci dalla politica quotidiana, Sì. ma fra il 2010 e il 2019 sono stati sottratti alla sanità 37 miliardi. Adesso stanno aumentando i miliardi distribuiti alla sanità, ma sono troppo pochi perché in Italia mancano 35.000 medici, lo diceva prima il Presidente del GIMBE, 65.000 infermieri, 100.000 posti letto. Allora per quale motivo i medici se ne vanno dall'Italia? Per quale motivo nel pronto soccorso non troviamo medici e sempre più spesso se andiamo oltre il confine troviamo medici italiani? Perché con ogni buon motivo, dopo aver studiato tanto e a lungo, vengono pagati troppo poco. Allora probabilmente ci vorrebbe una specie di flat tax, una detassazione sugli stipendi dei medici per permetterli alla sanità pubblica di essere competitiva, per far rimanere i medici in Italia. Le liste d'attesa, la piattaforma è fondamentale. Può sembrare banale, ma non c'era un'interlocuzione tra le regioni, non c'era un'interlocuzione tra le istituzioni, è un primo grande passo. Poi per smaltire i numeri delle liste d'attesa è fondamentale avere innanzitutto più medici e più risorse umane. No, ma è questo il punto, no? Che figurati, siamo certo, tutti d'accordo, comunichiamo i dati fra di noi, poi una volta che li hai comunicati, diciamo, hai sempre il problema che la lista d'attesa è quella lì. Il problema è che ci sono dei soldi da spendere rispetto al PIL, questi soldi sono stati aumentati, verranno aumentati di 6 miliardi nei prossimi 2 anni, saranno sufficienti? Probabilmente no, perché io temo che in un paese come l'Italia, in cui l'avanzamento per fortuna della speranza di vita è sempre superiore, è sempre costante, è evidente che avremo sempre più persone che avranno delle malattie. Di conseguenza infatti diciamo non casualmente tutti gli anni aumentano i soldi, la posta diciamo sulla sanità aumenta tutti gli anni. Di soldi ha parlato Giorgia Meloni, diciamo era versus Schlein, fatemela sentire, il tono è bello duro. Numeri alla mano, quando noi siamo arrivati al governo sul fondo sanitario c'erano 126 miliardi, nel 2025 ci saranno 136,5 miliardi. A casa mia sono in 2 anni 10 miliardi e mezzo di euro in più. Quindi come si faccia a sostenere che noi abbiamo tagliato il Fondo Sanitario Nazionale per me è un mistero, e quando io sento dirlo anche dalla segretaria del Partito Democratico, della quale ho rispetto, un po' mi vergogno per lei. Si vergogna per Elly Schlein, senatrice. Se fossi la Meloni sarei preoccupata, perché lei fa esattamente lo stesso ragionamento che hanno fatto tanti presidenti del Consiglio prima di lei, cioè vai in televisione, porti i dati della sanità e dici ti ho messo 2 miliardi in più, ti ho messo 3 miliardi in più, quindi in termini assoluti mai come quest'anno, non è la prima volta che succede. Fatemi vedere l'elenco degli anni 2020, 2021, 2022, ogni volta aumentano di un tot, allora, eccoli qua, così ce l'avete chiaro, si andava in TV a così ce l'avete chiaro. C'è stato anche il momento in c'è stato solo tra il 22 e il 23 che invece non è aumentato. C'è stato anche un momento in cui era cool dire che si tagliava la sanità, perché la sanità era uno spreco e che quindi la siringa, il costo standard, ce lo ricordiamo. Allora, se io vorrei fare un discorso intellettualmente onesto, noi abbiamo avuto periodi durissimi in questo paese dove siamo andati in recessione, stagnazione, stagflazione, abbiamo fatto tutti gli one e la sanità era l'unico tassello di spesa pubblica conosciuto, cioè tuttora è quello più conosciuto e scandagliato di tutti, quindi era facile fare tagli flat. Quello che è successo, e io non dico mica che è giusto, dico che è sbagliato, è che quella che dovevano essere delle misure di emergenza per pagare gli stipendi, perché la situazione era difficile, sono diventati strutturali. Mentre queste cose diventavano strutturali, il Ministero della Salute è stato chiuso 2 volte. E ha perso mano a mano qualsiasi potere reale di indirizzo. I ministri anche hanno contato molto poco nella storia della Repubblica recente. Dove si sono prese le decisioni era il MEF e la conferenza Stato-Regioni. Per questo dico che abbiamo perso 2 anni importantissimi, perché la piattaforma, adesso vi do questa notizia, noi cominciamo nel 2014 a mettere i soldi per fare le piattaforme integrate dei dati, 2014, siamo nel 2024, perché dopo 10 anni ancora siamo a questo punto? Vi ricordate i dati sulle vaccinazioni? Mi verrebbe da dire tanti auguri cappellacci, perché se i tempi sono quelli. Cioè, i dati vaccinazioni, facciamo la
la piattaforma per avere i dati delle vaccinazioni nel 2017, nel 2021 il Covid, non riuscivamo a avere i dati di quante persone venivano vaccinate, sembrava una cosa impossibile da avere i dati delle regioni. Vi dirò di più, dati sull'autismo, noi abbiamo dati interoperabili di 2 regioni sole, Piemonte ed Emilia Romagna. Ma perché? Perché Cioè, qual è il problema? collo di bottiglia delle regioni. Cioè ognuno si gestisce il dato. Cioè viva l'autonomia, verrebbe da dire. Viva l'autonomia, come se fosse una cosa privata che tu prima di darlo, ridarlo, eccetera. Allora, da un lato io credo che noi dobbiamo dire le cose come stanno. Se fino ad oggi è stato un problema di finanziamento del sistema sanitario, ma siamo arrivati qua, arrivati a un punto in cui non ci stanno i medici, se ne vanno via, gli infermieri se ne vanno via, non ci sono le prestazioni, è inutile che la Meloni ci faccia questo ragionamento, quanto sono stata brava io rispetto agli altri. No, ora tocca a te. E ora, siccome c'hai parecchi anni di fronte, invece di fare il premiariato, la superautonomia, di cosa vuoi fare per salvare il servizio. Anche perché i numeri, no, aspetti, dobbiamo essere più veloci negli interventi perché così parliamo tutti. Dico di più, che ovviamente i numeri li puoi raccontare in molti modi, li puoi raccontare in termini assoluti, oppure è la famosa questione, no? Oppure in relazione al PIL, Alessio. Esatto, guardiamoli in relazione al PIL. E anche qui abbiamo il dato storico con numeri, ci ha aiutato anche la Fondazione Gimbe di Nino Cartabellotta. Eccoli qui, i vari dati dal 2019 6,5, poi negli anni del Covid sale in maniera forte, supera il 7%, poi inizia una discesa che porta governi Meloni 6,2 nel 2023, 6,4 nel 2024. Che poi Cartabellotta, che è l'uomo dei numeri, ci spiegherà anche che, diciamo, tutto questo va visto anche diciamo, in relazione a come la nostra spesa sanitaria si muove rispetto agli altri paesi europei, che pure quello è importante, no? Sì, è fondamentale questa distinzione, Tiziana, perché ovviamente i numeri si possono torturare fino a farli confessare, come diceva un proverbio cinese, bisogna vedere che cosa vogliamo confessare. È evidente, come diceva la senatrice Lorenzin, che tutti i governi hanno investito sempre di più in sanità, perché la spesa sanitaria è un po' come l'età, ogni anno aumenta, si è ridotta solo nel 2013 quando c'era il governo Monti che con la spending review dovette, diciamo, sistemare un po' le finanze pubbliche del paese. Però se noi andiamo a leggere questo incremento della spesa sanitaria guardando la percentuale del PIL, vediamo che dal 2012 c'è un lento ma inesorabile declino. Questo che cosa significa? Che in termini assoluti investiamo sempre meno e rispetto alla ricchezza del paese di fatto non riusciamo a sostenere quello che è il Servizio Sanitario Nazionale, ma soprattutto ci allontaniamo sempre più dalla media dei paesi europei, perché in termini di spesa pubblica pro capite noi nel 2010 spendevamo quanto la media dei paesi europei, nel 2023 spendiamo circa 900 euro in meno pro capite, che sono più di 54-55 miliardi. Allora io credo che in questo momento la politica con la P maiuscola, quindi uscendo fuori dagli avvicendamenti di governo, debba rendersi conto che oggi la sanità pubblica è la vera emergenza del paese, perché quando i dati, quando le narrative, quando i sondaggi di popolazione dicono tutti la stessa cosa, significa che il problema è reale, quindi non ci si può nascondere dietro rivendicazioni, tu hai tagliato di più, tu hai investito di meno. Il paese oggi ha un problema importante che è quello del Servizio Sanitario Nazionale. Poi se ci sono delle scelte differenti da fare perché noi non ce lo possiamo permettere più, bisogna dirlo ai cittadini italiani che ancora oggi credono in un servizio pubblico che rappresenta un paracadute sociale, un paracadute economico per la salute propria e per quella delle future generazioni, perché se non è più così, anche dal punto di vista economico, ritiene che non sia più tempo lo dicesse con chiarezza. Questo mi pare che dica Cartabellotta. E intanto assolutamente di cosa esattamente si deve vergognare Lichline se i numeri sono quelli? Rapporto spesa sanitaria Germania, Francia, Belgio, Norvegia, eccetera, eccetera. Noi siamo al 6,2, 6,4 la previsione. Sì, perché era il dato 2023, quindi 6,2. E invece la media dell'Unione Europea è 6,8 e guardate gli altri paesi come stanno messi. Ve lo spiego raccogliendo, come dire, l'appello di Cartabellotta che io condivido, che è quello di ragionare sulle cose da fare anziché polemizzare sui numeri. Però siccome i numeri sono il mio mestiere, allora nonostante non mi appassionino, due cose le voglio dire. La Line ha presentato una proposta di legge prima e degli emendamenti dopo per portare quella spesa al 7%. Intanto l'ufficio
della Camera del Bilancio ha detto che quelle coperture erano sostanzialmente inesistenti, quindi era un emendamento così specchietto per le allodole. Ma quello che voglio dire è che la NADEF del governo Draghi, dove c'eravamo tutti, c'eravate anche voi, per il 2024 aveva previsto come incidenza della spesa sul PIL 6,1%. La Meloni è arrivata al 6,4%. Mancano 40 miliardi circa per allinearci al PIL. Bene, questi 40 miliardi, 37 sono i tagli a partire dalla spending review del governo Monti. Questa è la situazione, però io vorrei veramente parlare delle cose da fare, perché questa manovra, al di là dei numeri, porta con sé due collegati importanti. Uno, la riforma della medicina territoriale, perché poi gran parte dei problemi nascono da lì, e l'altro, la riforma sulle professioni sanitarie, che sono due elementi chiave, centrali. Una battuta solo rispetto a quanto diceva il giornalista prima sulla flat tax. Per esempio, il decreto di liste d'attesa all'interno contiene la flat tax proprio per quelle prestazioni aggiuntive per smaltire le liste d'attesa. Si sta cercando di andare in quella direzione. Quando arriveremo, per carità, sì, ho letto, insomma, ho cercato di capire le varie cose che sono scritte. Ci dovrebbe essere la detassazione degli straordinari di medici e infermieri con l'inserimento di una flat tax al 15%. Questo dovrebbe essere quello che si fa. Sì, no, per il momento questo si vedrà. È rinviato. Apposta dicevo si vedrà. Aspetti però, dovete rispondere sulla Schlein, mi permetta, perché va bene, risponda e poi arrivo da Francesco. La Schlein ha proposto una norma diciamo standard di arrivare e di garantire in modo costante il tetto del 7% al finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale. Dopodiché noi abbiamo trovato delle coperture. Badate bene, noi non siamo al governo, le coperture tu le indichi sulle SAAD, su quello, dopodiché quando governi tu indichi e trovi le coperture nella legge di bilancio, perché fai delle scelte, per esempio come hai fatto sul concordato, ne fai invece delle altre. Quindi il punto è: tu vuoi portare o no al 7% il tetto del finanziamento del fondo sanitario? Mi sembra che stiamo andando verso il 5,9, il 5,8. Questi sono i numeri, diciamo, del tendenziale a cui noi stiamo arrivando. Sul decreto liste d'attesa, che guardi, io non sono una che... Ci sono delle cose positive in quel decreto. Il problema è che è lento e non affronta il nodo. Il nodo principale è perché le regioni che hanno le risorse non riescono a spenderle per colmare le liste d'attesa. Perché il modello di chiamata dei medici e degli infermieri per fare l'extra è fatto in un modo talmente contorto che non rispondono. O non rispondono perché sono già troppo stanchi e non ce la fanno. Se una donna ha una famiglia, non ce la fa, rinuncia anche a 200 questo elemento euro. Forse In seconda no? battuta non rispondono perché c'è l'extramenia, perché non viene calcolata. Quindi se tu mi in terza perché ce ne sono pochi. E poi in terza perché sono andati a lavorare da qualche altra parte dove, come diceva Francesco, perché abbiamo programmato male. Hanno uno stipendio più alto e dove abbiamo programmato magari non vengono neanche aggrediti. Fermi, no, vi devo fermare. Più ampio, siamo sempre sulle toppe. Alla Camera si è appena concluso un question time, tra le altre interrogazioni a Piantedosi c'era anche quella sulla sicurezza per i medici che sempre più spesso sono vittime di aggressioni. Il governo ha varato delle norme ad hoc e adesso ne andiamo a parlare. Francesco, arrivo, lo so che devo arrivare da te, ma intanto vi faccio vedere come si sono organizzati in Calabria, così mettiamo quest'altro elemento e arrivo da te. Questo è quando praticamente già mi aveva aggredito, come si può ben vedere, quando mi ha trascinato praticamente lungo questo corridoio. Si possono vedere le immagini a terra con il sangue. Questo ero in fase di medicazione e queste erano le condizioni in cui mi sono trovato. Sono stato brutalmente aggredito. Siamo nel pronto soccorso dell'ospedale di Paola, un piccolo comune calabro in provincia di Cosenza. Qui, per contrastare le aggressioni al personale sanitario, da circa un mese i medici indossano una bodycam.
e c'è questo pulsantino qua. Non appena noi premiamo questo pulsantino si accende giù una luce blu e comincia la registrazione che chiaramente è protetta dal punto di vista della privacy. Non ne possiamo fornire di fatto un esempio per questo motivo. Questo apparecchio viene attivato soltanto alla demand nel caso in cui l'operatore si renda conto che siamo di fronte a un tentativo di aggressione. Siamo partiti con questo nuovo progetto, le bodycam che sono un elemento inserito in un progetto aziendale. Noi cerchiamo di evitare che l'utenza possa aggredirci, forse queste bodycam un po' funzionano come deterrente. Sicuramente mi sento più sicuro, anche io sono stato aggredito più volte, purtroppo è una delle conseguenze dei cosiddetti deficit di sistema. La gente tante volte qua viene con delle legittime richieste di assistenza che tante volte non possono essere esaudite perché il sistema è diventato, a mio modo di vedere, inefficiente, soprattutto a valle del pronto soccorso. Raga, abbiamo sparellato a Mantea, chiamiamo la medicina e ci facciamo prestare una barella. Abbiamo il sovraffollamento dentro il pronto soccorso, contemporaneamente 4 ambulanze, stiamo cercando di prendere barelle dai reparti per evitare che tutta la costa resti scoperta senza le PET del 118. Questi sono momenti in cui può crearsi qualche tensione. Sì, però bisogna mantenere la calma. A parte veramente l'applauso a questi medici che insomma stanno lì, fanno il loro lavoro e lo fanno in condizioni francamente alle volte impensabili. Mia figlia studia medicina e io sono molto preoccupata, sinceramente, quando vedo e quando racconto di queste cose. Dopodiché, Francesco, mi colpisce, no, un passaggio, una delle intervistate che dice, anzi uno degli intervistati era un uomo che parla del deficit del sistema, cioè quello dice noi ci siamo inventati le bodycam, però insomma è chiaro che è una deterrenza, cioè non è una soluzione. Certo. Il governo a sua volta ha introdotto l'arresto in flagranza di reato, cioè si provano a fare delle cose, ma la verità è che non funziona il sistema, che tu non hai medici sufficienti, che non hai le barelle, che non hai le ambulanze. Mancano i medici, con 35.000 medici in meno è ovvio che si crea un collasso, un problema grosso del sistema, perché in 5 anni sono aumentate del 35% le violenze sul personale che lavora in ospedale e, l'ha detto anche un signore, sono stato aggredito più una volta, il 42% del personale sanitario è stato aggredito almeno una volta in vita sua, l'80% di questi numeri sono donne, quindi capite che cioè, l'ospedale dovrebbe essere un presidio di legalità, invece uno ha paura di andare al pronto soccorso perché ha paura di essere aggredito nuovamente, perché li picchiano. Sono anche pagati poco, quindi capiamo che il problema è grosso, si trascina da anni. Da decenni. Allora però cioè, la domanda che dobbiamo porci è quanto questo è la priorità per il governo? Perché intendiamoci, in questo studio non abbiamo fatto sconti a nessuno e abbiamo raccontato, e sono anni che raccontiamo che la sanità è in pessime condizioni, quindi diciamo non è che io voglio caricare la croce sulle spalle di Cappellacci. Detto questo, adesso governano loro e sono 2 anni che governano loro. E allora Francesco, il punto è, decidi che su quello vanno tutte le tue risorse, cioè sono scelte politiche. Mi pare che siano state quelle. messe le risorse che si potevano mettere, cioè in prospettiva negli anni prossimi aumentano le risorse anche in proporzione al PIL. Dopodiché ben vengano le leggi che prevedono di arrestare in flagranza di reato chi commette appunto dei reati all'interno dei pronti soccorso e degli ospedali. Certo, vedere che in un ospedale si debba andare in giro con la bodycam è disarmante, perché si va alle manifestazioni degli antagonisti con la bodycam, non si va in ospedale. Questo è il problema. Cappellacci e Lorenzin, vi devo chiedere telegrammi perché sono già fuori tempo. Molto rapidamente, noi abbiamo fatto un'indagine conoscitiva sull'emergenza e urgenza e sul pronto soccorso. Sono venute fuori delle cose interessanti. Le norme sulle aggressioni sono norme tampone, è evidente. Quali sono i problemi? Il boarding, cioè mancanza di posti letto a cui avviare e quindi purtroppo la mancata programmazione e i tagli di posti letto. La carenza di personale, mancano nell'emergenza e urgenza oltre 4.500 medici e 10.000 infermieri. Gli accessi impropri, e torniamo alla medicina territoriale, perché molti cittadini vanno al pronto soccorso perché non sanno dove andare, perché quindi ci sono carenze che riguardano anche la medicina difensiva, perché l'inappropriatezza talvolta. Quindi ci sono questi elementi. Cosa si sta facendo? Sul piano dei medici esiste un piano di assunzioni, esiste la norma che vuole superare
quel blocco del turnover, quindi si sta andando in quella direzione. Ho detto prima, medicina territoriale, che in qualche modo è la madre di tutti i problemi, perché se non si interviene sul territorio per... Arrivano tutti al pronto soccorso, tanto per cominciare. Esatto, e quindi voglio dire, ci sono grandi sforzi in questa dopodiché direzione. 35.000 assunzioni, siccome sappiamo che i medici si formano, hanno bisogno di un tempo per essere formati e poi essere utilizzati, diciamo, in ospedale. Ma infatti anche il tema tu devi decidere se ci metti dei soldi e magari li chiami da altri posti, come fanno in altri paesi. È il tema degli infermieri che arrivano da fuori, per esempio. Capito, posso dire una cosa? Però Allora, ci devi mettere i soldi, torniamo sempre lì. Credo che più o meno, se noi ci mettiamo tra persone ragionevoli, non è che non le conosciamo. La questione, guarda, io non voglio dare neanche la croce al Ministro della Salute, perché non ce la può fare. Noi non diamo la croce a nessuno. Allora, la questione è questa: tu c'hai la legge di bilancio, gli unici momenti in cui tu puoi finanziare le riforme sono le leggi di bilancio. Questa che numero è di legge di bilancio? La 3 è la numero 3. La prima era di Draghi, poi c'è stata quella eccezionale e ora c'è questa in recessione. Allora, in austerity, recessione no, austerity. Allora, in questa legge di bilancio ce le abbiamo quelle misure per finanziare una riforma straordinaria di tutto il comparto, di tutto il personale sanitario? Ce le abbiamo? No, rendiamo attrattive le professioni sanitarie. Guardi, l'emergenza-urgenza, quello che dice Cappellacci è verissimo. Peccato che dopo aver finanziato borse di specializzazione finalmente per l'area dell'urgenza vanno deserte. Stanno andando deserte tutte le borse. Infatti in manovra cioè, non è sta cambiando, il mood è cambiato. compenso per gli stanno tornando i nostri urgenza. italiani, più di 10.000 l'anno che se ne sono andati via. Abbiamo trovato un modo per farli ritornare qua. Gli abbiamo offerto delle... Evidentemente no, al momento non registriamo Invece su questo in cambiamento. manovra ci sono dei segnali, perché sulle specializzazioni dove c'è, diciamo, carenza di vocazione c'è l'incremento del 50% dell'indennità variabile. È una cosa piccola, lei dice, ma è qualcosa. Si va in quella direzione. Alessio? Tiziana, l'apertura dei siti innanzitutto, una notizia che arriva da New York, agguato in pieno giorno davanti all'hotel Hilton, in fuga il killer, a morire è stato il capo di uno dei più grandi gruppi assicurativi degli Stati Uniti d'America, che si chiama United Healthcare, lo vedete anche dal titolo di Corriere.it, Brian Thompson, 50 anni, il killer ha sparato a volto coperto ed è diventata apertura dei siti ormai da qualche minuto. E poi tante notizie che arrivano dal Medio Oriente. Vabbè, tanto fra poco arriviamo su quello, ci colleghiamo con Andrea Nicastro, viene il generale Tricarico, insomma parliamo anche di questo tra pochissimo. Grazie a tutti gli ospiti. Grazie. Grazie.